Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vi parlo da un ponte di comando di una nave di ben 73 metri, perché andiamo a conoscere da vicino un nuovo hub importante dedicato alla logistica e alla logistica del mare. Andiamo ad incontrare l'ITS Marco Polo e andiamo a parlare subito con il suo presidente. ITS Marco Polo nasce un hub, il primo a livello nazionale, con delle tecnologie, con un investimento da 4 milioni di euro. Cosa succederà qui a Venezia? Ma è una pietra fondamentale per creare una cultura, prima ancora di una formazione, in questa bellissima città, ma che la leghiamo molto a una delle economie sostanziali, che è la portualità e la logistica oggi. Quindi avere dei simulatori per la conduzione di navi credo che sia una grande opportunità, ma anche la conduzione di queste grandi gru portuali, che a quell'altezza creano dei brividi solo a provarci. Ultimo non per ultimo la conduzione dei treni di alta velocità e non, e tutto questo si affianca a quello che è la nostra origine, la logistica, dove abbiamo un bellissimo laboratorio virtuale dove si progettano e si realizzano i magazzini per le nostre aziende venete e non solo. ITS significa alta formazione, significa formazione sul campo anche e entrare velocemente in azienda. Quali sono i numeri di questi ITS, in particolare del vostro? Ma oggi ci sono 30.000 alunni, chiamiamoli così, che frequentano gli ITS in Italia. Noi abbiamo 200 alunni, dobbiamo raddoppiare nel giro di un biennio la frequentazione e quindi l'immissione, questa è la cosa importante nel mondo del lavoro. Abbiamo richieste superiori a quelle persone che formiamo. L'anno scorso abbiamo chiuso con il 95% che hanno trovato posto di lavoro prima di finire il corso. Parliamo di formazione, ma non parliamo solo di giovani, perché questo diventerà un hub dedicato anche a una formazione continua dove da tutta Italia potranno venire a formarsi. E in che modo? Sicuramente il percorso è lo stesso. Noi daremo visibilità ai nostri corsi formativi e ricordiamoci che noi formiamo per dare una risposta a una domanda inevasa. Un hub che diventerà un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione di giovani, ma anche per la formazione continua. Sì, noi abbiamo deciso da tempo come autorità di sistema portuale di creare un luogo in cui le ragazze e i ragazzi del Veneto, ma non solo, possono trovare un'ispirazione sul loro futuro. È un progetto che è rivolto sicuramente a soddisfare le grandi richieste che provengono dalle imprese che lavorano all'interno del porto, dai nostri terminalisti, ma in generale da tutti coloro che intercettano in modo diretto o indiretto le opportunità che le filiere portuali alimentano. È un gesto che, devo dire, va anche ad avvalorare tutto il processo di messa a sistema del waterfront. Accademia della Logistica del Mare che cosa rappresenta per l'Italia? Accademia dell'Eccellenza. Il Presidente ha usato un termine, ambizione. Bisogna avere una sana ambizione in queste cose, bisogna puntare in alto e puntare al meglio, e devo dire che questo biennio post diploma secondo me rappresenta veramente una grande opportunità per tutti quelli che scelgono di intraprendere una carriera marittima, ma non solo, perché qui ci sono anche dei simulatori che insegnano ad utilizzare le gru portuali, ma diciamo che il mondo marittimo richiede in questo momento storico in particolare tanti marittimi preparati. Accademia della Logistica e del Mare, un punto di riferimento a livello nazionale. E anche per il Mediterraneo. A nostro parere Venezia deve tornare ad essere la grande capitale dell'economia del mare, lo è stata negli anni fulgidi della Serenissima, lo è oggi. L'Adriatico è un grande canale di penetrazione dentro l'Europa e l'Italia finalmente ha deciso di rimettere al centro delle proprie politiche, il governo Meloni l'ha fatto certamente, l'economia del mare con l'Italia che guarda al Mediterraneo, e allora c'è bisogno di capitale umano formato e noi abbiamo l'ambizione di diventare con l'Accademia il punto di riferimento dell'alta formazione. Nel prossimo servizio parleremo di cittadinanza e Costituzione. Lo faremo all'Istituto Fortunata Gressner, dove ho incontrato il suo direttore Carlo Nogara. Il progetto di oggi, la manifestazione di oggi, è a conclusione di un percorso che ha riguardato i nostri ragazzi del primo ciclo, del secondo ciclo del centro di formazione professionale, nonché i nostri ragazzi del CAS, quindi minori stranieri non accompagnati. È l'evento conclusivo di queste progettualità che nel corso dell'anno
i formatori, i docenti e i maestri e le maestre hanno portato all'interno della nostra scuola. Educare alla legalità, educare i ragazzi ai principi fondamentali della Costituzione, educare i ragazzi ai diritti e doveri contenuti nella nostra Carta fondamentale. Quindi un senso di responsabilità verso gli altri e anche un senso di appartenenza alla nostra comunità. Ecco, i ragazzi nel corso dell'anno hanno studiato alcuni articoli della Costituzione, dando anche una visione anche molto particolare e concreta, quindi questi articoli interpretati e vissuti nella realtà quotidiana, con questi laboratori esperienziali di Costituzione vissuta. Che dire, l'Istituto Graessner è un istituto particolare perché l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza formale e sostanziale, diventa assolutamente la fa da leone all'interno dell'Istituto Graessner, perché noi siamo la scuola dell'inclusione e del benessere. Quindi una giornata come questa, che si è conclusa anche con la consegna delle Costituzioni ai ragazzi, è stata molto significativa perché i ragazzi porteranno nelle loro case la Costituzione e parleranno di Costituzione all'interno delle loro case. Quindi una scuola che si apre, una scuola che parla alla collettività, una scuola che parla alla città di Verona, una scuola che parla alle nostre famiglie. Un'attività a cui partecipa la Diocesi di Verona e Caritas. Di che cosa si tratta e come si sviluppa il progetto l'abbiamo chiesto al nostro Vescovo di Verona, Domenico Pompili. Nasce dal desiderio di Caritas Italiana, per quel che riguarda la nostra diocesi, poi nel concreto, di essere prossimi alle condizioni delle persone come i carcerati e anche altre figure che hanno bisogno di essere accompagnate nel loro percorso di recupero e di riparazione. Perciò penso che anche questa iniziativa si iscriva perfettamente dentro questa rinnovata attenzione nei riguardi di questo mondo, quello per esempio del carcere, che spesso è invisibile, ma che, come ci ha fatto comprendere in maniera molto ampia la visita del Papa, è in realtà qualcosa che ci riguarda tutti. Quanto è importante parlare alle nuove generazioni di Costituzione ed in particolare ai bambini della Graessner l'abbiamo chiesto al giudice Andrea Mirenda. Era quello che mi chiedevo per venire qui e devo dire che la chiave di lettura potrebbe essere quella di parlare di Costituzione ai bambini ricordandosi di essere stato un bambino che ha letto la Costituzione. E a me pareva una cosa ovvia tutto quello che leggevo in questo meraviglioso testo. Dove comincia la legalità e che cos'è il senso di legalità? L'abbiamo chiesto a Girolamo Lacquaniti. Consentitemi di dire che sono in un posto bellissimo, in un posto che mi ha emozionato. Mi ha emozionato parlare con tanti ragazzi dell'importanza della cura, del prendersi cura dell'altro. La civiltà inizia quando un femore rotto può guarire, perché vuol dire che qualcuno si è preso cura di noi. E la nostra Costituzione in realtà ci insegna questo, a prenderci sempre cura dell'altro. Se leggiamo con attenzione, i diritti e i doveri hanno un obiettivo, quello che nessuno venga lasciato solo e che chi può un po' di più possa curare chi in quel momento ha bisogno. E io sono davvero emozionato e felice di aver condiviso un momento di autentica bellezza, quindi grazie. Presente a questo importante evento che raccoglie il progetto dedicato ai cittadini e alla Costituzione anche il prefetto di Verona, al quale abbiamo voluto chiedere perché la sua presenza e soprattutto quanto è importante parlare di questi temi ai più giovani. Devo innanzitutto complimentarmi con la Scuola Graessner e con tutti coloro che hanno partecipato nella realizzazione di questo importante e significativo progetto che è durato per tutto l'anno scolastico, ma che certamente non si esaurisce oggi. La presenza del prefetto oggi, oltre ad essere ovviamente un segno di attenzione doverosa, ha anche però il valore di affiancamento delle istituzioni verso la scuola, e soprattutto la scuola che si rivolge a 360 gradi ai cittadini di domani, perché l'interesse nostro è quello di costituire esempi per i nostri giovani e di aiutarli anche nel comprendere meglio quali sono le radici profonde della nostra nazione, del nostro essere italiano, affinché possano veramente portare con loro nel percorso di crescita e di costruzione del loro futuro i valori che sono contenuti nella Costituzione, ma che sono vivi e che devono essere resi concreti ogni giorno nella nostra quotidianità. Quindi complimenti a tutti gli insegnanti, ai ragazzi, anche ai nostri amici cittadini stranieri che presto saranno cittadini italiani, quindi
Ecco, finiamo con l'inno, le parole Fratelli d'Italia sono quelle più significative perché dobbiamo vivere in questo territorio esattamente come fratelli. Come è stato strutturato dal punto di vista didattico questo progetto l'abbiamo chiesto a Concetta Pacifico. In ogni classe è stato scelto una tematica, un argomento, non so, alla scuola dell'infanzia la pace, in alcune classi della scuola primaria hanno indirizzato il loro intervento su come si arriva ad essere eletti, no? Quindi è stato studiato tutto l'iter, ma poi hanno eletto i rappresentanti di classe, quindi hanno messo in pratica la Costituzione. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nelle pillole di HR di oggi parliamo di engagement e passo subito la parola a Samuele Nottegar e Andrea Montuschi. Grazie Elisa, oggi in effetti parliamo di engagement, lo facciamo insieme ad Andrea Montuschi. Ciao Samuele e ciao a tutti e a tutti. In particolare parliamo proprio di motivazione e coinvolgimento in azienda. Perché misurarlo, Andrea? Si misurano perché sono l'indicatore principe, quello da cui è partito tutto il movimento dell'employee experience, della misurazione dell'ascolto dei collaboratori e perché è fondamentalmente anche quello che si fa dal 1990 per avere veramente il polso della situazione di come stanno le persone in azienda. Fai conto che il concetto di engagement è stato inventato veramente nel 1990 in America ed è rimasto più o meno invariato, cioè oggi si parla ancora di quella roba lì, cioè dell'allineamento mentale, affettivo e corporale, comportamentale della persona con l'azienda. Quindi questi tre elementi, testa, cuore e fisico allineati. Questa misurazione è molto importante perché ci dice come stanno le persone nell'azienda, nel gruppo e con se stesse in quel lavoro che stanno facendo. Perfetto, ma nello specifico poi, con un sondaggio sulla motivazione, che cosa si va a cercare, che cosa si monitora? Allora quello rispetto a tutti i momenti di analisi che si possono fare per una persona, dall'esperienza del candidato fino a quando se ne va dall'azienda con una exit, con l'uscita, ecco, il momento dell'engagement di solito tocca tutti questi momenti, cioè è una fase universale che serve proprio anche come bussola per capire dove sta andando l'azienda da un punto di vista di risorse umane, di persone. Quindi in realtà l'engagement è l'indicatore principale, la motivazione, che traduciamo con engagement in inglese, è l'indicatore principale, ma il questionario, se di questionario si parla, tocca tutti gli ambiti. Fra l'altro continuo a parlare di questionario perché lo strumento che si usa di solito non è l'unico che viene utilizzato in questi casi, cioè nel caso di aziende piccole per esempio il 99 qualcosa per cento del tessuto italiano, economico italiano è fatto da mini e micro aziende. Ecco, per un'azienda di 10 persone, 15 persone mai infliggerei a tutte queste persone un questionario da compilare, ci si lavora con dei workshop in modo qualitativo. Questo è sicuramente una puntualizzazione importante, si misura comunque senza dover compilare crocette. Quindi per misurare motivazione e coinvolgimento hai qualche consiglio in particolare da dare alle aziende? Sì, la cosa fondamentale è affidarvi a una terza parte per garantire terzietà e indipendenza, cioè l'errore che fanno tanti imprenditori con cui mi capita di lavorare o risorse umane è di credere di poterselo gestire in casa e da un punto di vista di competenze sono straconvinto che lo possano fare, non è un tema di competenze o non sempre, ma è un tema di fiducia. Cioè io non posso pensare che chi mi paga lo stipendio mi faccia anche queste domande, le analizzi e vada a sapere sapendo chi sono. Per cui il tema della confidenzialità dello strumento è fondamentale. Questo diciamo che è il consiglio principale. E poi ce ne sono 1000 altri, ma potete scriverci se ne volete stavolta lo dico io, di solito chiudi tu con questo. Scriveteci se volete dei consigli sull'engagement perché saremo felici di rispondervi. Grazie Andrea. Grazie a te Samuele. Grazie a tutti voi per aver seguito questo nuovo appuntamento di Pillole di HR. Si chiude anche questa puntata del lavoro a 360 gradi, io aspetto la prossima settimana per raccontarvi le novità del mondo del lavoro. Non mancate perché io vi aspetto.